Allora, tutti i verdi che si vede mi trattare bene. Lui si chiama Cintaka, ma gli amici lo chiamano tutti Cinta. Ha 51 anni e viene dallo Sri Lanka e da solo si occupa di curare il verde pubblico di un piccolo parco cittadino, la Villetta Capitano Basile. È arrivato in Italia 20 anni fa e da allora ha sempre lavorato come manutentore della piscina comunale affidata al Mediterraneo Sport di Taranto della famiglia Cassalia. Sto lavorando a piscina comunale Mediterraneo. Ti occupi delle manutenzioni, giusto? Fai Manutenzione, tutti i lavori che facciamo, anche questo tutti verde io faccio manutenzione, mi piace tutti i lavori qua fare verde. Ti piace il giardinaggio? Lo facevi anche nel tuo paese? Certamente. A Cinta piace la natura, adora fare giardinaggio, potare le siepi, prendersi cura delle piccole piante e perfino fare la pulizia delle erbe infestanti. Lo faceva anche in Sri Lanka, il suo paese di origine. Quando è partito da Upol, la sua città, il paese stava pagando le gravi conseguenze e gli strascichi di una lunga guerra civile durata 26 anni. Sri Lanka sta bene perché mo sta diventato di mondo di destinazioni di turismo di mondo migliori di paese, mio paese sri lankese. Prima abbiamo guerra 30 anni fa, adesso non c'è più guerra, però no, piacciono a tante persone va turismo là. In Sri Lanka Cinta ha lasciato una moglie e 2 figli che gli mancano molto, ma qui in Italia può dire di aver trovato una famiglia. La strada è stata aperta dalla suocera che ha curato per anni il compianto Domenico Cassalia, che è stato uno dei più importanti imprenditori di Taranto. Poi sono arrivati Cinta e i suoi fratelli. Antonello Cassalia, che è a capo della Mediterraneo Sport, racconta che la manutenzione del verde del parchetto pubblico rientra nella gestione della piscina comunale, ma Cinta lo fa con grande orgoglio e piacere. Credo che alla fine una storia lunga di 20 anni di vita in un paese che non è il proprio, certamente è una storia che va premiata. Assolutamente insieme, diciamo, deve andare di pari passo con una reale integrazione e quindi quello che noi abbiamo fatto e quello che noi proviamo a fare è assolutamente questo, cioè quando si trovano persone che hanno voglia di lavorare, che sono ragazzi molto seri, hanno sicuramente spazio in aziende che hanno voglia di fare le cose seriamente.